Più di una persona è rimasta sicuramente spiazzata, qualcuno si è lasciato prendere la mano dall'abitudine imboccando addirittura il senso di marcia contrario. La maggioranza degli automobilisti però non ha avuto problemi a seguire il tracciato della nuova rotatoria che ha preso forma all'incrocio tra via Prandina, Corso Genova e via Aurelia a Chiavari. Completati i marciapiedi lato opponente, restano da ultimare quelli lato levante, gli operai del comune hanno provveduto a disegnare con i New Jersey la circonferenza della rotatoria provvisoria, l'ingombro delle aiuole spartitraffico laterali, hanno posizionato la segnaletica verticale e tracciato quella orizzontale. Da oggi dunque anche i veicoli provenienti dall'Aurelia potranno imboccare Corso Genova e avere un accesso più immediato al casello autostradale. Il progetto sembra garantire il transito di tutti i mezzi. Ad oggi vengono messi in New Jersey e faremo il transito con l'autobus più lungo che abbiamo in circolazione autorizzato su queste strade e anche l'autoarticolato più lungo, in modo di valutare se ci sono dei problemi, e a quel punto completeremo poi le opere, diciamo, della rotonda con i materiali in laterizio che devono essere montati. Qual è l'intenzione per la sistemazione definitiva della rotatoria al centro e delle aiuole? Allora, questa rotatoria è la prima rotatoria che facciamo sperimentale, anche con il verde bandito a privati, nel senso che verrà gestito da privati che metteranno la loro pubblicità. Quindi alcuni floricoltori so che si sono fatti avanti, hanno partecipato a questo bando, e per cui abbiamo deciso di mantenere più aree verdi. Quindi anche i piccoli spartitraffico che solitamente sono fatti con copertura in cemento, in questo caso qua verranno mantenuti verdi. Quindi al centro della rotonda ci sarà un grande verde, così per valorizzare proprio questo ambiente. Anche davanti al condominio che abbiamo di fronte al punto in cui ci troviamo è stata fatta una protezione a verde, in modo che anche lì tra marciapiede e strada ci sia una corte verde che migliori la sicurezza e migliori anche la godibilità di questa zona, che comunque è la porta di Chiavari